Sartiglia, proviamo a indovinare. Allora, la Sartiglia è una grossa manifestazione che ho sempre conosciuto sin da bambina, da piccolissima proprio, per cui non saprei neanche definirla. Inizialmente faceva parte del carnevale, cioè era la parte integrante del carnevale oristanese, per noi, per mia mamma, per mia nonna. Poi col tempo ha assunto un'altra dimensione e soprattutto l'ha assunta nel momento in cui, per quanto mi riguarda, sono stata invitata a partecipare attivamente a questa cerimonia, quindi dalla preparazione degli abiti per il capocorsa alla vestizione, a fare Sammasaieda, diciamo, quindi a prendere parte in tutto, ma quello che è più importante per me è ricordare i primissimi anni, cioè fine 59-60, quindi parliamo veramente di tanti anni fa. Allora, in quegli anni cosa accadeva? Che la vestizione avveniva dentro la casa del presidente, nessuno sapeva chi fosse il capocorsa, ma soprattutto a noi Massaiedas dicevano, ci pregavano di non dire il nome del capocorsa, ovviamente, soltanto dopo questo si poteva sapere, ecco. E questa è la manifestazione, per gli oristanesi è la festa, in tutti i casi, è attesa da tanto tempo, prima della Sartiglia i cavalieri si preparano, li vediamo circolare coi cavalli per la città, non si sa niente di che cosa indosseranno e che colori avranno, perché questo è un lavoro che fanno le donne in casa, quindi il lavoro delle donne dietro la Sartiglia è grossissimo. E però nessuno dice niente, se tu arrivi a casa loro e stanno lavorando, prima che ti aprano, passano almeno 20 minuti perché devono far scomparire tutto, poi ti aprono e dici eri occupata. Ecco, questa è la festa nel senso vero, sentito dalla gente. È stato subito un onore, ho capito subito che era una cosa importante, perché le primissime volte io stavo proprio giù completamente, poi un anno a casa di signor Cao, che è un vecchio presidente, ho visto uno sgabellino vicino al tavolo, affinché io potessi salire e apporre almeno il primo fiocco. Ecco, quindi da quel momento ho capito che per me era arrivato il momento di prendere parte attiva a questa manifestazione. Se devo raccontare ad una persona cos'è la Sartiglia e la vestizione, direi che è il momento magico per la città dove un cavaliere viene per un giorno, a questo cavaliere viene dato il dono di diventare il re della città, perché diventa il re. Perché nel momento in cui viene prescelto, intanto gli viene offerto il cero che gli porta la luce per illuminarlo, no? E poi il giorno della vestizione, questo per la Candelora, il giorno invece proprio della Sartiglia, questo cavaliere viene fatto salire su un tavolo e da quel momento questo cavaliere non potrà mettere i piedi per terra sino a quando tutta la Sartiglia non è terminata. Quindi praticamente gli è stato dato il dono o il privilegio di essere il re della città. Quindi tra leggenda e realtà, perché potrebbe essere anche qualcosa di vero, accaduta 1000 anni fa, non lo so, però è pur vero che anche per noi, anche per i più semplici, questo è il senso dei Sugompedori, il capo della corsa.